Rieccoci all'ultima parte del Sindaco Risponde, abbiamo già telefonate, abbiamo messaggi, iniziamo con la telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? C'è linea? Sì, Pronto? sì, buonasera, sono Carlo di Padova. Che zona di Padova? Zona Riviera Paleocapa. Prego. Riviera Paleocapa. Sì, centro di Padova, prego. Si allontani un po' dal microfono, abbassi il volume del televisore perché c'è un ritorno, prego però. Sì, un attimo che allora abbasso. Sì, ecco, adesso mi sente? Perfettamente. Sì, allora io volevo solo porre un piccolo discorso al sindaco. Allora, io sono in pensione, faccio il dog sitter, diciamo, per accompagnare i cani un po' delle persone qua del quartiere, no? Prego. E mi capita di passare anche nella zona di via San Pio X del Parco Prandina. Ho notato una cosa, che nel Parco Prandina, nella parte finale che va verso, diciamo, il monumento ai caduti, che confina con il canale, nella parte del monumento ai caduti. Non ho capito. Vuole ripetere gentilmente? Scusi, non ho capito. Del parco non vengono utilizzati. Vuole ripetere perché non abbiamo sentito bene? Sì, allora io ho fatto il dog sitter per le persone un po' del quartiere qui, no? Prego. Mi sente? Sì, Sì. continui che la sentiamo. Sì, allora io faccio il dog sitter per le persone qua del quartiere perché adesso sono un po' in pensione, no? Mi capita di passare in via San Pio X dove c'è il parco per l'Asca. E ho visto che nella parte, diciamo, finale del parco, che c'è un cancello che confina verso il monumento ai caduti della Russia, c'è una parte del parco praticamente che non viene utilizzata, no? Perché i bambini giocano nella parte iniziale, diciamo, dove avete fatto l'area nuova, diciamo, no? Ci sarebbe la possibilità eventualmente di spostare quel cancello 20 metri prima, negli ultimi 10 alberi, e creare un parco per creare l'area cani? Perché Perfetto. vedo che trovo tanta gente per la strada con i cani a passeggio, però c'è un problema che a Padova ci sono tante persone con gli animali, ma il parco di gambatura ce ne sono pochi. Perfetto, è stato chiarissimo. Il sindaco sta prendendo nota. Sì, Quindi prendo nota e verifico, faccio rispondere perché non sono in grado di rispondere. praticamente dici di allargare ovviamente il Sì. cancello, fare un'area cani, insomma, in zona centrale a Padova, perché ci sono molti ovviamente Sono oggettivamente aumentati in cani. maniera considerevole gli animali, i cani durante il periodo Covid, per cui l'esigenza c'è sempre più frequente. Andiamo con il messaggio, andiamo con il primo. Padova Est, Sheraton, Laghetto, dovevano fare un centro commerciale? No, non fanno un centro commerciale, e sono già autorizzati, faranno un brico, se non sbaglio come attività, un altro brico che a differenza di un Ramelè è più dedicato agli utenti come il sottoscritto che si fa piccole cose in casa, mentre Bricome è più orientato sullo specializzato. Sono già autorizzati da tempo, è una licenza vecchissima, che sia chiaro non è stato autorizzato niente da noi. Il problema è che l'acqua è una falda e non è che posso estrarre l'acqua, va messo terreno finché l'acqua scende a livello falda, per cui un'operazione molto difficoltosa e per loro molto costosa. Molto lunga. Secondo messaggio, Elisabetta. Via Naccari, cartello 30 km/h, passano a tutta velocità. Si può intervenire? Grazie. E dov'è via Naccari? Però la zona dobbiamo andare piano, dobbiamo rispettare tutto il centro, ormai va a 30 km/h, dobbiamo andare piano. Io non so dove sia ovviamente, però se c'è 30 all'ora vuol dire che o c'è scuola o un quartiere o c'è qualche pericolo. Veramente la polizia locale sta facendo multe parecchie a chi supera i 30 all'ora. Andiamo al terzo messaggio, Elisabetta. Cavalcavia Borgomagno, c'è uno stabile completamente abbandonato da anni. Il comune aveva promesso di intervenire? È uno stabile, penso si riferisca a Labrito, è un albergo vecchio, privato, che forse stanno acquistandolo e forse lo trasformano in studentato, forse.
non è proprietà pubblica, è una proprietà privata che si sta attivando per trasformarlo probabilmente in un piccolo studentato. Quarto messaggio, Elisabetta. Salve sindaco, ci sarà qualche evento allo stadio Appiani verso primavera? La ringrazio. Allo stadio Appiani? No. Appiani. È scritto Appiani. Per cui... allora... Era una domanda che devo farle io. Allora, Appiani. No, non c'è nessun evento, salvo partitelle giovanili o cose del genere, non è autorizzabile nessun evento. Però sento un po' di ironia da parte del conduttore. Allora, io penso che a giorni sarà abbattuta la gradinata. E l'assessore Bonavina, l'assessore Michalizzi ha fatto un'esa stampa in cui mi hanno detto tutti i tempi. Allora, ne esce un progetto fatto molto bene. Vi ricordo che la gradinata cadeva a pezzi, il problema di sicurezza, per cui nel PNR abbiamo trovato il finanziamento, viene abbattuta la gradinata, viene rifatta come era 40-50 anni fa, cioè terrapieno con un po' di posti a sedere, 70-80, adesso non mi ricordo più esattamente 200. 200, ecco, non mi ricordavo. Viene somminato il canale del Corno, che è il canale che porta acqua a Isamemmia, viene fatto una pista ciclabile, devo dire, viene fuori molto bello. Obiettivamente adesso è veramente oltre al problema di sicurezza è anche brutto vedere. Non sarà facile fare tutti questi lavori, vuol dire sarà pronto in marzo-aprile 2024, tutti i lavori, intendo. Per battere la curva è facile, la gradinata. Sì. So, ad aprile che qualcuno aveva detto all'inizio dell'anno che aprile di quest'anno era terminato. No, 2024, ho capito male. Il nodo 2024. 2023, però vabbè, però. Ma no, attenzione, bisogna distinguere i lavori. Abbattere la gradinata è facilissimo, 5 giorni, 10 giorni. Mi era stato detto che voleva vedere, chi me l'ha detto, voleva vedere tutto completato e i tempi erano fine aprile, avevamo dato fine maggio. Ha capito male. Perché c'è una registrazione che... No, ma hai detto, somministrato alla ricordo, mai parlato, è una cosa importante. Pista ciclabile è importante, mai detto. Abbiamo rivalutato il terrapieno è facile da fare, tutto il resto è complicato. Telefonata, sentiamola, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Casetta Lavinia, abito a Padova in via Sorio. Prego signora Lavinia. Beh, buonasera. Buonasera. Signor Sindaco, io ho un problema da risolvere. Ho chiesto alla collaboratrice domestica di mia figlia di venire a casa mia che abito in via Sorio per portare giù 4 sacchi di spazzatura perché io ero andato via il giorno prima. Lei l'ha fatto, è venuta e ha portato giù la spazzatura in via dove abito io. Siccome lei aveva un'automobile targata e non abita da queste parti, abita vicino a via Armistizio, gli hanno dato 500 euro di multa perché era fuori sede, cioè lei non poteva portare la spazzatura lì, ma lei non ha portato la sua, ha portato la mia. Ho mandato delle lettere al comune, ho fatto di tutto e di più e l'altro giorno ho pagato una multa di 520 euro. Le sembra giusto? No, però faccio presente che abbiamo fatto 800 multe sui rifiuti, perché adesso in questo caso mi dispiace, ovviamente non è responsabilità sua, però moltissima gente approfitta di buttare rifiuti, sporca la città e vengono inquadrate le telecamere e vengono fatte le sanzioni. 800 sotto fatte. Mi spiace di questo, non si può capire se uno ha qualche motivo specifico o no. Purtroppo... Io ho mandato una lettera specificando tutto quello
Per specificare, io abito in via Sorio e ha buttato la spazzatura la primo cartonetto che ha trovato libero. Mi scusi signora, non voglio... Che io non potevo, io ho 80 anni compiuti e avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse. E ha chiamato purtroppo uno da fuori, zona dove abita lei, ed è andato incontro purtroppo una contraddizione, doveva eventualmente chiedere aiuto a uno che abitava vicino a lei, allora non avrebbe preso la multa. Ma scusi, chiederò aiuto a una che conosco, vuole che io vada a suonare un campanello dove abito io per farmi buttare le immondizie? È una cosa allucinante. Signora, lei può aver ragione, però le regole sono queste, capito? Non sto dicendo che lei ha torto, lei aveva bisogno di un aiuto, ha chiamato un'amica. Però purtroppo le leggi prevedono che se arriva una persona da un'altra parte della zona a gettare le immondizie, il regolamento, la legge prevede che prende la multa. Ha ragione lei e ha ragione anche il comune, quindi non so se si potrà risolvere la cosa, però capisco la situazione e dunque non so se tramite l'amministrazione si potrà risolvere, però la legge è questa, dunque non ha sbagliato nessuno perché ha fatto quello che... Ha capito? Ho capito, adesso mi dica cosa posso fare per cercare di risolvere. Il sindaco le dirà. Provo a informarmi, ma è difficile. Mi informo, ho il suo numero di telefono, darò una risposta. Abbiamo il suo numero e ovviamente il sindaco domani si informa, non promette nulla, cercherà di vedere se si può fare qualcosa, signora, va bene? Va bene, grazie. Grazie anche a lei. Ci sono delle cose che capitano davvero, sindaco, che sono... Ma chiaramente... In una città le cose capitano incredibili, però 500 euro di multa sono tanti 500 euro di multa. Ma 800 multe? Sì, ma 520 euro sono tanti, voglio dire. Ma vuol dire che c'è la sanzione. Vengono tutte quante quelle telecamere viste, chi abusa del servizio. È poco da fare. Certo, devo chiudere. Grazie sindaco di essere intervenuto, ovviamente all'appuntamento del sindaco risponde, vi lascio la programmazione di TV7 con l'informazione e poi ovviamente i grandi film di TV7 Triveneta. Buona serata.